A lanciare l'allarme i residenti della palazzina di edilizia popolare in via Borgo Padova a Castelfranco. La casa di un'anziana di 73 anni ricoverata in ospedale era stata occupata abusivamente da sconosciuti. Finestre aperte, un via vai di persone mai viste prima, hanno convinto i cittadini ad allertare il 112. Dopo alcuni accertamenti il blitz dei carabinieri. All'interno dell'appartamento sono stati trovati 3 marocchini, 2 in casa di 26 e 27 anni ed un connazionale di 48 anni che si era sistemato invece in cantina. Alla vista dei militari si sono giustificati asserendo di essere lì da una ventina di giorni e di aver pagato un affitto ad un fantomatico cittadino rumeno di cui però conoscevano solo il nome. Versione che i militari dell'Arma stanno comunque vagliando, anche se sembra piuttosto improbabile. I tre per entrare in casa avevano forzato anche la serratura della porta, un vero sopruso ai danni di un'anziana ricoverata da marzo in ospedale e poi da settembre in una casa di riposo per una grave malattia. Il tessuto di Castelfranco Veneto è un tessuto attento, vigile e che esorto anche ogni qualvolta magari possano vedere qualche situazione particolare, interpellare i carabinieri piuttosto che la polizia locale in modo tale che si possano fare le verifiche. La figlia della 73enne è stata convocata dai militari che gli hanno spiegato quanto era accaduto. L'appartamento, fra l'altro, è stato ridotto in uno stato di degrado assoluto. Non solo, ma erano spariti anche alcuni capi di abbigliamento della mamma. I 3 magrebini sono stati dunque fatti uscire immediatamente dall'appartamento e sono stati denunciati per invasione di edifici e terreni e per furto. La figlia della 73enne ha presentato querela ai carabinieri. Dopo aver sistemato l'appartamento della mamma, ha cambiato la serratura per scongiurare altre invasioni. Alcuni appartamenti di quella palazzina, ma non solo, sono in fase di ristrutturazione, come ci spiega il sindaco. I lavori sono cominciati e quindi io spero che entro il prossimo anno di avere la possibilità di mettere sul mercato della casa, chiamiamola così, della casa agevolata, ulteriori appartamenti oggi sfitti e che non possono essere assegnati perché non sono a norma.